penso che tutti dovrebbero essere onesti per il lavoro che si fa, insomma avere un certo rispetto e decoro della dignità, ma là non c'è proprio niente, si è perso i valori del Veneto. Non c'è cosa peggiore che precipitare nello sconforto quando c'è da affrontare una malattia. La determinazione, il coraggio, la consapevolezza di non sentirsi abbandonati sono presupposti fondamentali, irrinunciabili quando c'è di mezzo la salute. Parole dure, quelle di una paziente del San Bassiano che ci racconta di disagi e problemi sia sulla sua pelle che su quella del marito. Ipertensivo per problemi di pressione e di cuore. Ha un'ecografia al collo sempre della carotide e mi sento dire, chiamo sempre il CUP e mi dice settembre 2023 e gli dico guardi è assurdo che uno vada al dottore oggi e che venga visto dopo 18 mesi o 15 mesi. Lasci perdere. E cosa ho fatto? Ah, mi ha proposto Sant'Orso. Niente, ho detto, guardi, se benzina arriva dal distributore, visto che la pago io, vado dove voglio io a sto punto. Altrove è bastata una telefonata per avere appuntamento e priorità, ma non è tutto. Da 1° ottobre sono stata vista per un'ecografia pelvica, 30-60 giorni. Vabbè, mi sono messa d'impegno a contattare più volte il CUP, vuol dire 7-8 telefonate, ogni settimana chiamavo perché avevo veramente disturbi di REM. E anche in questo caso l'ULS 7 impone una lista d'attesa talmente lunga da invalidare gli esami già fatti. Guardate che ho il contrasto, le analisi del contrasto che scadono perché valgono 90 giorni. Ma in ospedale non so se c'è l'orchestra, se c'è il recupero formaggi, cosa stanno facendo, perché vabbè, il direttore sarà quel che sarà. Dopo mi arrendo perché dico, devo vivere, non posso togliermi la vita per restare avvelenata e di tutto e di più. Comunque penso che di formaggio ne ha mangiato abbastanza il nostro direttore. Penso che tutti dovrebbero essere onesti per il lavoro che si fa, insomma avere un certo rispetto e decoro della dignità, ma là non c'è proprio niente, si è perso i valori del Veneto.